Ben ritrovati cari telespettatori per un altro appuntamento, sempre nuovo ciclo con FNP CISL. Quest'oggi parliamo in modo particolare con Giulio Fortuni, dirigente FNP Padova Rovigo, pensionati della CISL, di questioni alquanto spinose che riguardano le pensioni che non si sono rivalutate, si sono rivalutate, poi si svaluteranno, quindi i soldini che dovranno essere restituiti in qualche modo, non è una cosa piacevole. Poi parleremo anche di una situazione fiscale alquanto pesante e poi il terzo problema, non ultimo perché ce ne sono diversi, è la famosa legge nazionale sulla non autosufficienza. Inquadreremo anche la fattispecie nella nostra regione, anche se il tutto rientra in un quadro generale nazionale un po' difficile. È vero? Che cosa ne dice Giulio Fortuni? Certamente abbiamo una situazione che è in grave peggioramento e quindi da una linea tendenziale che avevamo dove occupandoci un po' tutti del bene comune, soprattutto verso la popolazione anziana, che ricordo è il 20% della nostra popolazione veneta. Guardiamo i dati dei pensionati in Veneto aggiornati al 31/12/2018, quindi freschissimi che ci avete elaborato, quindi su questi ci possiamo rendere conto del numero dei pensionati in Veneto. Noi pensiamo che appunto avendo un peso notevole, un peso specifico notevole nella società, ci si doveva occupare di una società che abbia giustezza nei comportamenti rispetto alla popolazione anziana che ha, diciamo così, favorito lo sviluppo economico del Veneto e ne è stata protagonista. Da un po' di tempo assistiamo all'incontrario tra le questioni legate alle scelte nazionali, che sono quelle di andare a rasare quella faticosissima rivalutazione che avevamo ottenuto con un accordo di 2 anni fa, il problema della salute, sanità e assistenza sociale che in Veneto sappiamo è sulle pagine dei giornali proprio tutti in questi giorni qua. Siamo reduci da manifestazioni della scorsa settimana fatte in provincia di Padova, in provincia di Rovigo, c'è fermento a Belluno, c'è fermento a Verona, ci sono ospedali che vengono ristrutturati con schede sanitarie nuove che prevedono costantemente dei tagli, delle rimodulazioni e via, e corrispondono poi a una diversa modalità di fruizione della sanità, che vuol dire che per certi versi vai o più distante o non trovi nello stesso tempo che avevi prima una visita, una cura, e te la spostano di 3 mesi, 6 mesi, un anno. Questo è il declassamento, sarebbe, quando vediamo il declassamento che alla fine vuol dire che non usufruisci più, tant'è che uno degli effetti è la minor fruizione di sanità da parte della popolazione, ma in specifico della popolazione anziana. Quando si parla poi di prevenzione, tra l'altro, poi si va a parlare di prevenzione che è inattuabile a questo punto. È inattuabile, perché se io devo fissare un esame per prevenzione e me lo fissano fra un anno, è capitato a mia moglie, ma insomma lo sento con i miei assistiti e i soci della FNP Padova Rovigo costantemente, troviamo dei casi, abbiamo anche errori madornali, qualcuno gli ha sbagliato di leggere gli esami diagnostici che ha fatto per prevenzione e dopo si è trovata malata di cancro, e conseguentemente con un ritardo enorme di intervento, e sono casi che avremo anche cura di denunciare, non solo pubblicamente, anche chiamando alle responsabilità. Notiamo che c'è di fatto una retromarcia rispetto a un percorso che avevamo individuato per migliorare, per rendere più civile, per aumentare il grado di assistenza, migliorare la società, aumentare il grado di assistenza dei nostri soci, ma di tutta la popolazione anziana. Perché c'è stato questo declassamento? Perché c'è stata questa azione che è stata intrapresa a fronte di una situazione già non stupenda? Allora, se mettiamo assieme le politiche del Veneto, che è stato coraggioso su questo, le politiche sanitarie del Veneto sono state coraggiose, cioè il Veneto ha ripetutamente fatto dei tagli
a quelle che erano delle situazioni di inutilità, eccetera, portando la macchina nel giusto binario. Ma se dopo dal livello nazionale si taglia ulteriormente, non tenendo conto di chi, tra l'altro con tagli trasversali su tutto, non tenendo conto di chi ha già operato in tal senso, ecco che il Veneto viene penalizzato. Così noi ci arrivano meno soldi, di ci arrivano conseguenza meno soldi perché non ci danno la rivalutazione delle pensioni, perché dovremmo mettere in ordine i concetti. Una delle cose che non deve succedere, che rivendicheremo con forza nelle manifestazioni che stiamo promuovendo, dopo ne parliamo, noi vogliamo che la rivalutazione ci sia per tutti, perché un anziano che non ha la rivalutazione della pensione rimane nell'impossibilità di spendere per curarsi, soprattutto di curarsi in termini di prevenzione, e per noi il tempo è denaro, o è il tesoro principale che abbiamo, perché il traguardo si avvicina sempre di più. E quindi, siccome non vogliamo accelerare questo traguardo e arrivare presto, vorremmo arrivare più in là possibile. Io credo che un grado di civiltà di una società è come cura gli anziani e come si fa carico delle popolazioni giovani che sono... Ecco, questo è una delle cose che alla fine converge su delle scelte nazionali. Da Roma non danno i soldi per la sanità, in più ci tagliano i soldi per le pensioni e quindi non possiamo curarci neanche privatamente. A questo punto qua siamo in un cul-de-sac dal quale vogliamo uscire. Se poi mettiamo che le assistenze nei comuni sono fatte gran parte con i soldi dei comuni, ovviamente con i soldi della regione, perché abbiamo ancora noi una scelta principale, fondamentale, che ha distinto il Veneto da altri: abbiamo un sistema sociosanitario e quindi una parte di cura viene garantita dal sistema sanitario della regione, una parte di cura viene garantita, di assistenza, attraverso i comuni. Ma se ai comuni vengono tolti i finanziamenti e sono costretti a alzare l'IRPEF addizionale con stipendi che sono ancora bassi, inchiodati, perché la crescita che dovevamo vedere miracolosa con questo governo non si vede, ecco che facciamo triamuinello e quindi non abbiamo introiti da parte del comune per garantire le assistenze. Di conseguenza gli anziani, che sono coraggiosissimi, perché in questo mondo di anziani ci sono molte associazioni di volontariato che garantiscono loro le assistenze, vanno nelle famiglie, portano le persone gratis agli ospedali a curarsi, vanno a servire i pranzi, vanno ad accudire anche a chi magari nel comune XY non riescono a fare, con una mole di lavoro, altro che bilancio sociale, da encomio generale, da premio, da campioni di una società che vogliamo più bella, più forte, più generosa e più coesa. Se noi continuiamo con una strada che ci porta decisamente nel baratro, noi dobbiamo intervenire come forze attive e dobbiamo invertire la tendenza. C'è il caso di domandarci dove è finita l'autonomia del Veneto, perché non c'è ancora l'autonomia. Che una sveglia dovremmo darla a livello più generale. Ecco, quindi... I pensionati veneti divisi un po' per fasce di reddito, cosa ci fa comprendere questo? Perché questa è un'ulteriore indagine su cui avete puntato l'attenzione. Sì. Ecco. Questo da che cosa emerge relativamente a quanto è stato esposto adesso? Chiaramente la parte del leone la fanno i redditi di pensione più bassa, che è vero che insomma abbiamo, come si vede in tabella, che fino ai 1.500 euro c'è una popolazione che rappresenta i 2/3 quasi se non di più, insomma. Questo da questi qua chiaramente abbiamo anche lo spaccato di qual è il comportamento. Molte di queste pensioni non arrivano, molti di questi pensionati non arrivano a fine mese e molti di loro sono costretti a andare a lavorare, a integrare la propria pensione. È vero anche che
su questi ci sarà la rivalutazione, ma la rivalutazione è un 1%, insomma 1,8%, non è quello che fa la differenza, è un dato di giustizia che le pensioni siano integrate. Ecco, io penso che un lavoro diciamo così, quindi un po' ritornando imprescindibile. alla grafica di prima, Sì. tra la prima colonna e la seconda, cioè tra la prima c'è scritto fino a 1.500 euro, pensionati 730.456, Sì. e poi classi di reddito da 1.500 a 2.000 euro, pensionati 252.285. Qui c'è stata una perdita rilevante. Certo, qui c'è stata una perdita rilevante che porterà, che toglierà dalle tasche una media tra i 350 e 400 euro di rivalutazione, e tra l'altro con un danno, oltre al danno la beffa, in quanto incomprensibilmente avevano già deciso di non darci la rivalutazione per intero, la rivalutazione è scattata per i primi 3 mesi e quindi adesso chi ha ricevuto questa rivalutazione gli viene richiesta indietro, anzi gli viene tolta eccola qua, a vediamo la rateizzazione grafica sulla pensione, con un effetto veramente, diciamo così, deleterio per i rapporti che un cittadino dovrebbe avere con lo Stato, che è un rapporto di fiducia che va a incrinarsi, se non a rompersi, un po' di più di quello che già è rotto per altri motivi, e quindi creando discredito su tutto il sistema. Ma come si fa a fare queste robe qua? Insomma, viva Dio. Casomai falla partire più tardi e integra quelli che avrebbero dovuto ricevere la rivalutazione fin dal primo mese. Quindi, oltre al danno alla beffa, è una cosa intollerabile che noi non sopporteremo, ed è anche questa un'altra delle ragioni che, rivendicando di fare la rivalutazione a tutti, perché tutti quanti hanno pagato la loro bella fetta di contributi per avere la pensione che hanno, noi andremo a Roma a sancire che queste ragioni sono per noi imprescindibili, ricominceremo da capo, quindi con una manifestazione che faremo appunto l'1 di giugno, ma prima ancora la organizzeremo bene. Ecco, qua possiamo, a questo proposito, visto assemblee. che l'ha chiamata, abbiamo anche una locandina, così certo. Ricordiamo una manifestazione nazionale a sigle riunite, quindi questa la state organizzando per il 1 di giugno, abbastanza grossa e importante. No? Sì, io credo che anche questo dà l'impatto, la forza, diciamo, che vogliamo esprimere. Siamo veramente tutti uniti. Abbiamo un'unanimità di intenti su tutto il profilo che abbiamo elaborato. Abbiamo fatto migliaia di assemblee, ci siamo confrontati anche con i comuni, ci stiamo confrontando con tutti i comuni, presentando le nostre idee, le nostre proposte, le nostre richieste. È ovvio che i comuni, moltissimi dei sindaci dei comuni, a spada tratta ci hanno sostenuti. Un po' perché molti stanno andando alle elezioni e ci vettano sicuramente per convenienza, ma c'è una grande convinzione di favorire al massimo la nostra, diciamo così, azione che stiamo facendo, che è un'azione comprensibile a tutti, è un'azione di lunga durata e noi non ci attendiamo che con la spallata del 1 giugno, con 130-140 mila che andremo a Roma, si risolva la questione. Siamo sicuri che è una lotta di lunga durata, e stavolta è proprio una lotta, ma per dire che i sindaci che sono a contatto con la realtà, con i loro servizi sociali, con gli assistenti sociali, hanno compreso fino in fondo questa nostra azione, che è sicuramente dovuta per poter riequilibrare le sorti appunto della popolazione anziana, che ripeto è il sale della terra, in quanto assistono le famiglie, aiutano i comuni nelle assistenze a tutti gli altri anziani, anche e soprattutto i non autosufficienti, spesso come unico soggetto che si attiva su questa materia. I punti in modo particolare che voi sottolineate e rivendicate sono per la tutela delle pensioni, e quindi il discorso che abbiamo raccontato adesso della rivalutazione. Poi bisogna ricostituire il montante come base di calcolo perché ha subito il blocco, e quindi ci deve essere una riconsiderazione di non poco conto.
La platea delle 14esime va aumentata, che certo. c'è la famosa 14esima mensilità, però c'è una platea che andrebbe aumentata, e poi nuovamente tornate sul punto di cui si parlava anche tempo addietro, che la previdenza va separata dall'assistenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando, in particolare questo ultimo aspetto, che quando si va a fare la conta di quanto spende lo Stato per pensioni e lo si paragona agli altri Stati europei, viene a censire una spesa maggiore nella sanità appunto del nostro paese rispetto agli altri paesi, che non può essere paragonata in quanto comprende nella spesa anche la famosa assistenza, quindi dagli assegni familiari ad altri benefit che vengono dati alle famiglie, che non possono assolutamente essere paragonati alla semplice e pura pensione. Chiaro. Quindi noi rivendichiamo da moltissimo tempo, tutto il sindacato confederale, di fare chiarezza su questo aspetto, perché questa questione di vasi comunicanti si butta dentro tutti a un capitolo di spesa e poi si accusa che le pensioni e la sanità sono i due grandi Moloch che aggrediscono il bilancio dello Stato e lo mettono sott'acqua. Assolutamente. È chiaro che... Poi, prego. No, finisca. Sì, è chiaro che le misure che poi adesso sono state messe lì, come la pensione, la quota 100 famosa, che rischia di andare anche a sforare i tetti appunto che sono stati stabiliti di spesa pluriennale, andando fuori dal 3%, che è il 3% del deficit, che è lo sforamento che non è concesso a livello europeo, è il massimo, alla massima soglia, e andando piuttosto che a diminuire il debito pubblico, lo andrà ad aumentare, e noi bisogna ricordarcelo, abbiamo un debito che è l'1,35% di quello che è un bilancio, di quello che è il PIL, quindi di conseguenza siamo molto in là rispetto a tutti gli altri paesi europei, siamo quello che pesa di più. Assolutamente. Ecco, un altro punto su cui voi vi siete soffermati è la legge sulla non autosufficienza, perché il numero delle persone non autosufficienti continua a crescere, questo è un dato di fatto, e soprattutto le famiglie sono in grossissima difficoltà perché non riescono a far fronte a questo problema. Questo fondo non autosufficienza si era detto che era stato in qualche modo rimpinguato a livello nazionale. Cosa è successo? Ma, c'è, non c'è? Esiste qualche possibilità? Intanto è stato tagliato per anni e anni continuamente. Progressivamente. Quindi, Però l'ultimo provvedimento nella legge di bilancio dava, almeno sembrava, non lo so. Ma guardi, l'attuale dotazione, mettiamola così, è assolutamente insufficiente. Ecco, chiarito questo, abbiamo già capito che non può far fronte. Qua si capisce il perché, dobbiamo andare oltre, e per andare oltre abbiamo predisposto un progetto di legge condiviso che lo stiamo presentando anche ai comuni nelle varie riunioni che facciamo, oggi a Porto Tolle, l'altra settimana eravamo a Stienta, eravamo a Villafranca Padovana, comune per comune, già abbiamo fatto Padova, faremo Rovigo fra poco, eccetera. Tutti, in ogni comune, 105 più 102 di Padova e 50 di Rovigo, li andremo a spiegare a tutti quali sono le direttive principali con le quali si conseguisce una società, diciamo così, almeno civile per quanto riguarda gli anziani. Teniamo conto che abbiamo sacche di povertà diverse nelle due province, non a caso c'è il record di reddito di cittadinanza per esempio a Rovigo rispetto al resto del Veneto. Abbiamo il 9 per 1000 che ha chiesto il reddito di cittadinanza e man mano che si sveglieranno probabilmente andremo anche ben oltre. Noi calcoliamo che siamo attorno al 14 per 1000. Anche se diciamo che le regole per entrarci sono molto stringenti. Sono molto stringenti e via. Allora, sia questo che questi, diciamo, misure che sono state buttate in maniera molto propagandistica, tra l'altro svantaggiando la famiglia, perché il reddito di cittadinanza alla persona, c'era un REI che rispondeva alla famiglia e noi privilegiamo la famiglia, perché nella famiglia c'è la solidarietà che fa anche economia.
il reddito di cittadinanza alla persona, noi pensiamo anche che invogli qualcuno a starsene a casa se ha un lavoretto che lo farebbe sforare i famosi 780 euro. Allora bisogna calibrarli, bisogna discuterli con chi è al fronte su questa materia qua. Con la pensione di cittadinanza è la stessa cosa. Bisognava discuterne con noi e noi vogliamo che se ne discuta, che si riequilibri le scelte, perché non si cada in quello che è successo e sta succedendo con la pensione quota 100. Quota 100 e mi tagli 10, 20%, 25% di tot contributi che io avevo accumulato, è evidente che se proprio devo andare ci vado perché ho ormai le budella di fuori da quanto ho lavorato, no? Ma se posso resisto perché devo mantenere la famiglia con un reddito spesso anche molto modesto, e quello di pensione è ancora più modesto, come abbiamo visto anche dalle tabelle precedenti. Per quel che riguarda invece il diritto di cura, oltre al fatto che sono diminuiti gli anziani che riescono ad accedere alle cure mediche o che lo fanno a livello di prevenzione o di cura, quindi non si curano, c'è un aspetto importante che voi richiedete, il fatto che si investa nella medicina del territorio, nelle cure intermedie e nella domiciliarietà. Non è sufficiente quello che viene fatto, lasciamo a livello territoriale e regionale. Ma noi abbiamo visto un piano sanitario scoppiettante, che era l'ultimo, insomma, che è ancora in atto, che portava a queste grandi novità che noi condividevamo. Però dopo ci siamo trovati che gli ospedali di comunità non sono stati fatti e sono partiti pochissimi, e quindi questo fa il paro con la non autosufficienza. Cioè se io riesco ad andare magari ai 3, 4, 5 chilometri di distanza dove posso curarmi, voglio dire, riesco anche ad avere un'idea compiuta di come posso fare in una malattia che spesso è cronica. Quindi abbiamo avuto delle promesse che non sono state mantenute. Io credo che molte delle cose si risolverebbero se la finanza riguardo al Veneto, che viene retrocessa al Veneto, fosse rimpinguata. Noi abbiamo creduto, molti altri soggetti no, ma noi abbiamo creduto in quella che è stata chiamata autonomia, perché dava una prospettiva in più. Secondo noi questa è stata di molto tradita, se vogliamo. Disattesa. Per ultimo abbiamo la riduzione delle tasse, infatti volevo dire, ma non si può pensare di fare una riduzione di tasse per categoria. Si fa una flat tax per chi francamente si può anche regolamentare il suo pagamento di tasse. Noi abbiamo tassazioni sulle pensioni che sono le più alte d'Europa. Bisogna che ci capiamo su questo. La tassazione sulla pensione deve essere assolutamente ridimensionata. Questa è una maniera per ridistribuire risorse perché le persone possano accudire a quelle che sono le cure primarie, che sono assolutamente necessarie, e quindi anche su questo noi rivendichiamo con la manifestazione che faremo a Roma con 130-140 mila, sono i soggetti che abbiamo ipotizzato, li porteremo da tutta Italia, li porteremo organizzandoli con un'assemblea, con 3 assemblee nazionali, di cui una, quella del nord, si fa a Padova. In questa assemblea saranno presenti 500 persone al Palageox. È un'assemblea che noi pensiamo serva anche per divulgare ancora meglio i nostri obiettivi che abbiamo in questa rivendicazione, in questa azione che stiamo mettendo in piedi per i pensionati appunto del Veneto e di tutta Italia. Che prospettive pensate ci possano essere? Ma noi pensiamo che abbiamo avuto una idea, diciamo così, di coinvolgere tutta la cittadinanza attiva attorno a noi, il mondo dell'associazionismo, oltre che non sia solo il sindacato, come sempre è, i sindaci, le istituzioni, perché è un problema di tutti. La prospettiva che noi vediamo davanti è di essere ascoltati, perché 16 milioni di pensionati in Italia credo meritano
di essere ascoltati. Chiarissimo. Grazie veramente Giulio Fortuni, grazie all'FNP CISL di averci supportato anche in questo. Abbiamo compreso pienamente quelle che sono le istanze, poi ci sarà la grande manifestazione aperta a tutti, lo ricordiamo, che si svolgerà il 1° giugno, ma intanto il 9 maggio assemblee Padova, Roma e Napoli che ci sono sul territorio per rendersi partecipi di quanto sta succedendo. Noi come sempre vi terremo aggiornati di puntata in puntata. Grazie ancora, buon proseguimento. Bene.